Buongiorno da Sicilia 24, le principali notizie. Al via la stagione dei saldi, il caldo non incoraggia gli acquisti seppur con prezzi scontati, una spinta alle vendite viene dai tanti turisti che affollano la Sicilia. Bancarotta fraudolenta, la Guardia di Finanza di Catania sequestra beni e conti per 10 milioni di euro della President di Aci Castello. Nuova tegola sulla diocesi di Piazza Armerina, abusi sessuali in chiesa, condannato a 8 anni di carcere, un ministrante di una parrocchia di Gela. Il vescovo Gisana, vicinanza alle vittime. Blatte, prodotti alimentari scaduti o non tracciati in 2 lidi di Aci Castello nel Catanese, elevate multe per complessivi 44.000 euro. A Catania aumenta la povertà, 15.000 interventi alla Caritas in un anno, la maggior parte dei bisognosi sono siciliani. L'arcivescovo Renna, occorrono anche altri aiuti. Via Azzurria a Catania, terreno di ladri e vandali. A lanciare l'allarme la società di nuoto che utilizza gli impianti sportivi. Nell'area trovati fucili e droga, in alcune bodole, portafogli e oggetti frutto di scippi e rapine. Calciomercato a Palermo, si attende la fumata bianca per Elia. Per l'esterno di attacco pronto un contratto triennale in rosanero. A Catania delusione per l'addio di Inglese ai colori rossazzurri, società a caccia di 2 attaccanti. Bentrovati, oggi è il 5 luglio e in Sicilia sono partiti ufficialmente i saldi, una partenza che è rallentata dal forte caldo e dalla voglia anche di mare dei siciliani. A Palermo e Catania però già in molti cercano le prime occasioni e a aumentare le vendite sono anche i tanti turisti che affollano le città dell'isola. Marco Gullà. Shopping o mare? Questo è il dilemma. Nel primo giorno dei saldi, il grande caldo che avvolge la Sicilia potrebbe rallentare la partenza. Qui siamo in via Ruggero VII a Palermo. C'è già chi vuole approfittare delle prime occasioni. Abbiamo iniziato piano piano, diciamo abbordabili. Abbiamo un budget preciso, quindi vediamo un pochettino cosa ci interessa e poi magari poter fare delle buone spese. Secondo le stime dell'ufficio studi Confcommercio, la spesa media per nucleo familiare si attesterà intorno ai 155 euro, in linea con i 160 euro dello scorso anno, generando un giro d'affari complessivo di circa 280 milioni di euro. L'acquisto medio pro capite in Sicilia è stimato intorno ai 75 euro. I saldi estivi sono una grande occasione, possono dare ossigeno alle imprese, spingere i consumi e orientare al meglio la prossima stagione primavera-estate 2026. Una spinta al commercio estivo la potrebbero dare i tanti turisti che arriveranno nell'isola in queste settimane. Qui siamo a Catania, in via Etnea, discreta affluenza sin dalle prime ore del giorno. Quello che è rimasto nel portafoglio, sui 100-150. Cosa comprerai? Da vestire, borse e scarpe. Bisogna fare attenzione perché non conoscendo i prezzi, poi cambiano il prezzo, cambiano i cartellini, quindi bisogna stare molto attenti. 30% di sconto per un costume secondo me va bene. Ora si può andare a mare? No, ora devo andare a lavoro in realtà, quindi spero di fare lo stesso, che vengano tanti clienti anche nel mio di negozio. Fondi distratti a favore di una nuova società, sequestro milionario per i Vitale del President Park Hotel di Aci Castello, accusati di bancarotta fraudolenta, sigilli su beni mobili, immobili e conti correnti per un valore complessivo di 10 milioni di euro. Desiree Ferlito. Sequestro milionario per i Vitale del President Park Hotel di Aci Castello, accusati di bancarotta fraudolenta. I sigilli sono scattati, oltre che per i beni mobili e immobili, anche su conti correnti, per un valore di almeno 10 milioni di euro. Il GIP di Catania ha ordinato il sequestro eseguito dalla Guardia di Finanza della società President SRL. Il nucleo di polizia economico-finanziaria Etnea ha appurato che gli amministratori e soci della società Resident Vampolieri SRL, a cui fa capo la struttura ricettiva di Aci Castello, mediante un'operazione societaria di scissione avrebbero distratto il patrimonio aziendale del valore di 10 milioni di euro a favore di una società di nuova costituzione riconducibile agli stessi soci, denominata President SRL. Dato questo che metterebbe in luce il fatto che l'impresa avrebbe eroso totalmente le sue risorse. Gli inquirenti avrebbero riscontrato alcune operazioni dolose che avrebbero aggravato lo stato di crisi della Resident Vampolieri SRL, causandone il dissesto definitivo.
Salvatore e Angelo Ubaldo Vitale sono accusati di bancarotta fraudolenta aggravata dal danno di rilevante entità. La President SRL è stata affidata a un amministratore giudiziario. Non si spegne l'eco giudiziaria attorno alla diocesi di Piazza Armerina. Dopo la condanna di Don Rugolo per abusi su un minore arriva una nuova sentenza. 8 anni di carcere a un ministrante, un laico di una parrocchia di Gela. Anche lui è accusato di aver abusato di una minorenne. Gerry Italia. Nuova condanna per abusi sessuali su minore all'interno della diocesi di Piazza Armerina, già al centro di scandali e inchieste giudiziarie. Questa volta sotto accusa non c'è un sacerdote ma un ministrante gelese, riconosciuto colpevole dalla Corte d'Assise di Caltanissetta e condannato a 8 anni di reclusione. I fatti sarebbero avvenuti all'interno della parrocchia salesiana di Gela, dove secondo l'accusa l'uomo avrebbe approfittato della fiducia dell'ambiente parrocchiale per isolarsi con una ragazza minorenne, chiudendosi in una stanza della chiesa. La verità è emersa solo anni dopo, quando la vittima, allora adolescente, ha trovato il coraggio di raccontare tutto a degli operatori del consultorio familiare, accompagnata dai genitori che si sono costituiti parte civile. Il pubblico ministero aveva chiesto 12 anni e mezzo, ma la Corte ha inflitto una pena più contenuta, riconoscendo comunque piena responsabilità. Alla vittima, oggi maggiorenne, è stato riconosciuto anche il diritto al risarcimento. Non meno inquietanti i dettagli emersi in aula. L'imputato fu allontanato dalla parrocchia dopo alcune prime segnalazioni, per poi essere riammesso. La difesa ha sostenuto che non ci fossero prove concrete all'epoca, ma il dato solleva interrogativi pesanti su come la vicenda fu gestita all'interno dell'ambiente ecclesiastico. Una gestione che torna al centro dell'attenzione anche per un altro filone d'inchiesta. La magistratura si prepara infatti ad aprire un processo per falsa testimonianza contro il vescovo Monsignor Rosario Gisana e il vicario giudiziale Don Vincenzo Murgano. Un'inchiesta che ipotizza reticenze e omissioni, un'altra pagina buia che si aggiunge al caso di Don Giuseppe Rugolo, il sacerdote ennese condannato in appello a 3 anni di reclusione per abusi su minori. Una catena di silenzi e sospetti che continua a minare la credibilità della diocesi. E sulla vicenda di Don Rugolo, il vescovo di Piazza Armerina, Rosario Gisana, in una nota rinnova vicinanza, sostegno e solidarietà alle vittime e all'intera comunità provate da una vicenda che ha provocato e continua a provocare divisione e dolore. La diocesi ricorda che il vescovo aveva avviato da tempo su Don Rugolo un procedimento canonico che si è concluso con una sentenza di condanna, ma il maggior accusatore del sacerdote, Antonio Messina, replica: la Chiesa in realtà lo ha coperto. Blatte, prodotti alimentari scaduti o non tracciati in 2 lidi di Aci Castello nel Catanese. Sono state elevate multe per complessivi 44.000 euro. La task force coordinata dalla Polizia di Stato ha verificato le condizioni di igiene e sicurezza, ma anche la regolarità delle posizioni dei lavoratori alle dipendenze dei lidi e delle società connesse per la fornitura di vari servizi come animazione, ristorazione e pulizia. E queste sono le immagini che riguardano appunto la cucina di uno dei 2 lidi. Adesso il report della Caritas fotografa una città in difficoltà. Stiamo parlando di Catania. Il 51% di chi chiede aiuto è italiano. Nel 2024 oltre 4.000 gli interventi in più rispetto all'anno precedente. L'arcivescovo di Catania, Luigi Renna, dice: aiuto ed ascolto è il prossimo obiettivo, l'apertura del dormitorio. Tonio De Mana. 350 persone al giorno all'Help Center della Caritas di Catania. Il 51% di chi chiede sostegno è italiano. Nel 2024 garantiti ben 4.000 interventi in più rispetto all'anno precedente. Sono i numeri del 7° report della Caritas che fotografa una situazione allarmante. I nuovi poveri parlano italiano, spesso sono disoccupati oppure alle prese con dipendenze, povertà abitativa, separazioni e problemi giudiziari. Per tutti c'è il supporto dell'Help Center che garantisce 2 pasti al giorno, colazione e cena, ma anche vestiario, alimenti per l'infanzia e, perché no, ascolto. Non si tratta semplicemente di mettere un pane nelle mani delle persone, ma anche di creare con loro delle relazioni, di incrociare i nostri sguardi con queste persone, ed è quello che si cerca di fare continuamente. Abbiamo bisogno di sviluppare altri progetti, soprattutto il progetto del dormitorio. Un cuore che vede dove c'è bisogno di amore, come ribadisce Don Nuccio Puglisi. Insieme a coloro che manifestano un disagio ci sono anche tante altre persone che sono pronte in qualche modo, con la loro generosità, la loro disponibilità, ad ammortizzarlo, e questo avviene attraverso tutti i servizi che non solo Caritas ma anche tutte le altre associazioni presenti sul territorio garantiscono ogni giorno. Importante anche l'iniziativa del microcredito sociale
digitale, Mi fido di noi, con prestiti a tasso agevolato. La Sicilia è sul podio della classifica nazionale del gioco d'azzardo online con Siracusa, Messina e Palermo. L'illusione che una vincita possa risolvere in un colpo solo i problemi economici porta a una perdita per gli italiani di circa 23 miliardi. Veronica Barbarino. 157 miliardi, pari al 7,2% del PIL italiano nel 2024. Sono i numeri del gioco d'azzardo in Italia. Lo afferma la terza edizione del Libro Nero dell'Azzardo, presentato da CGIL, Federconsumatori e Fondazione Iscon. Un numero in crescita rispetto all'anno precedente, soprattutto per il gioco online che vede Isernia prima in classifica e tra le prime 10 le siciliane Siracusa, Messina e Palermo. L'illusione che una vincita possa risolvere in un colpo solo i propri problemi economici porta a una perdita per gli italiani di circa 23 miliardi. Giocare online è più facile e le piattaforme di gioco favoriscono le ludopatie, che è un problema per il quale i SERT in Italia sono ancora scarsamente attrezzati. Si registra il superamento del canale online su quello fisico, soprattutto nel centro-sud, dove la malavita organizzata utilizza l'azzardo in remoto come modalità conveniente per il riciclaggio di capitali sporchi. Bisogna rafforzare le strutture che curano le ludopatie, ma anche smantellare questa vergognosa filiera di riciclaggio del denaro sporco tramite il gioco legale. Purtroppo all'orizzonte non vediamo provvedimenti in queste due direzioni. Secondo anche la CGIL, occorrerebbe una legge quadro nazionale che detta disposizioni per la prevenzione della patologia, per la cura e la tutela sanitaria, sociale ed economica dei giocatori. A Catania la grave situazione del polo comunale di Via Azzurria. L'area è divenuta un parcheggio notturno, ma adesso è ostaggio della criminalità. Tonino De Mana. Grondaie, chiusini, motori dei condizionatori e ferraia varia. Negli uffici comunali di Via Azzurria a Catania si ruba di tutto e si depreda di tutto. A lanciare l'allarme sull'emergenza criminalità è direttamente la Nuoto Catania, che gestisce l'impianto sportivo e che, nelle ore serali, diventa spettatrice di ignobili atti criminosi. Abbiamo trovato delle armi, abbiamo trovato della droga, troviamo continuamente merce che è stata rubata ai vari turisti all'interno della città e non mancano, ahimè, i posteggiatori abusivi. Le botole che vi mostriamo sono servite per depositare portafogli, borse ed oggetti scippati o rubati dalle auto in sosta. La pedonalizzazione del Castello Orsino ha indotto l'amministrazione comunale a trovare e reperire proprio in Via Azzurria 67 un'area di parcheggio dalle 23 alle 2 di notte. Da quel momento sbarralzata e accesso libero anche ai delinquenti. La chiusura dei cancelli sicuramente sarebbe una soluzione, come lo è stato tempo addietro. Ci affidiamo al sindaco per per trovare una soluzione. La vigilanza resta l'unica soluzione, ma il comune riuscirà a garantire i controlli? Incendio in un capannone della Ecomat Smaltimenti, impianto di trattamento dei rifiuti ad Augusta, nel siracusano. Le fiamme sembra siano state generate dall'incendio di materiale plastico. Una densa nube nera era visibile anche da Siracusa. Sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile di Augusta, Melilli e Priolo. Il fumo potrebbe contenere sostanze nocive a causa della combustione della plastica. Il sindaco di Augusta, Giuseppe Di Mare, ha consigliato ai cittadini di chiudere le finestre per evitare di inalare le sostanze nocive. La Polizia di Stato ha arrestato a Catania un uomo di 31 anni che per 2 volte in un'ora è entrato in un market del centro cittadino fingendosi un cliente per compiere una rapina, armato di coltello e servendosi di un cane. Al momento di pagare l'uomo ha aizzato l'animale contro il figlio del titolare, che ha riportato una vistosa ferita alla gamba, e poi in un secondo momento anche contro il titolare. Un nuovo studio degli NGV e dell'Università di Catania ha analizzato la struttura profonda dell'Etna e il legame tra l'attività sismica e la risalita del magma, svelando nuovi dettagli sulla dinamica interna del vulcano. Roberta Lunghi.
Il cuore nascosto dell'Etna al centro di uno studio dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia con l'Università di Catania. Lo studio ha svelato la rete di faglie attive presenti sotto il vulcano. Pubblicato sulla rivista internazionale Scientific Reports, evidenzia come le eruzioni più intense, come quelle del 2018 e del 2021, siano state precedute da un notevole rilascio di energia sismica che interessa tutta l'area geografica fino a 30 km di profondità, in grado di attivare le faglie sottostanti, tanto da arrivare a modificare l'equilibrio della crosta terrestre. Particolarmente interessante è la dinamica del fianco orientale dell'Etna, noto per il suo lento e costante scivolamento verso il Mar Ionio. La ricerca mostra che questo movimento è innescato proprio da una combinazione di antiche faglie e pressioni magmatiche. Secondo il team di ricerca, composto anche da Luciano Scarfi, Carmelo Cassisi, Horst Lang, ricercatori dell'INGV, e Giovanni Barreca, ricercatore dell'Università di Catania, le nuove evidenze della struttura interna dell'Etna rappresentano un importante passo avanti anche nella valutazione del rischio vulcanico. Come ogni anno, nei mesi estivi, lungo la fascia trasformata del Ragusano tornano le cosiddette fumarole, residui di lavorazione serricola dati a fuoco illegalmente. Tra le soluzioni adottate per prevenire il fenomeno anche l'uso di droni. Veronica Barbarino. Residui vegetali, plastica, lacci, teli e contenitori di fitofarmaci dati al fuoco. Non è insolito nei mesi estivi lungo la fascia trasformata del Ragusano trovarsi dinanzi alle cosiddette fumarole, roghe illegali che appestano l'aria. Finita la produzione serricola, infatti, molte aziende per lo smaltimento dei rifiuti vedono nella combustione una soluzione rapida e a basso costo, un problema principalmente di natura economica e culturale che istituzioni e cittadini tendono a combattere. Noi abbiamo collaborato a sensibilizzare gli agricoltori, ma non basta. Bisogna portare ordine nel caos delle informazioni sullo smaltimento dei rifiuti agricoli. La fratta, per esempio, è un insieme di residui vegetali che di per sé sarebbe compostabile, ma quando viene estirpata assieme ai tutori in plastica diventa un rifiuto speciale che non può essere smaltito neanche a Contrada Perciata. Il sito di smaltimento di Contrada Perciata a Vittoria per il conferimento gratuito degli scarti vegetali e i costanti controlli non bastano ad attenuare il fenomeno. Adesso, tra le soluzioni messe in campo, il libero consorzio comunale di Ragusa aggiunge l'uso di droni per individuare pire di rifiuti indifferenziati pronti per il rogo. 40 le aziende tra Cate e Ispica segnalate dal comando della polizia provinciale. E chi continua a ignorare le regole, fanno sapere dalla provincia, sarà perseguito con ogni strumento legale. Adesso una breve pausa, parleremo di un progetto per i malati oncologici, ma andremo anche a Sigonella per la festa dell'indipendenza. A tra poco. Prevenire, curare e sostenere la complessità del percorso oncologico raccontata attraverso 3 parole durante l'incontro che si è tenuto al Wonderland di Catania, il cancro come fatto sociale. Orazio Longo. L'elefante dentro casa non è l'immagine nota dell'iotro di Catania, ma quella di un mostro che si chiama cancro e che non può essere un semplice affare privato di chi si ritrova a dover improvvisamente lottare per la sopravvivenza, un fatto sociale che coinvolge tutti a partire dalla famiglia. Prevenire, curare e sostenere, le 3 parole chiave del percorso oncologico affrontato nel dibattito che si è tenuto al Wonderland a Catania. La malattia oncologica è un problema che colpisce tutta la famiglia. Soprattutto quando parliamo di età pediatrica viene coinvolta tutta la famiglia, quindi per esempio noi qui a Wonderland ci prendiamo cura con una riabilitazione globale di tutto il nucleo familiare. Intorno a una malattia c'è sempre una persona e quella non va curata. Una situazione, quella della medicina oncologica, che vede la Sicilia in linea con il resto d'Italia, anche se alcune patologie stanno registrando un lieve incremento. Per i tumori testa-collo fondamentale risulta la prevenzione, spiega l'oncologa Lisa Di Citra. Abbandonare l'abitudine al fumo, non bere alcolici perché questo è uno dei fattori di rischio. C'è anche un fattore di rischio legato a un virus che si chiama HPV e quindi la raccomandazione è quella di vaccinare i giovani, maschi e femmine, proprio per prevenire alcune forme tumorali, tra cui alcune forme tumorali del distretto cervicofacciale.
Siamo stati a Sigonella per la festa del 4 luglio, le famiglie americane riunite attorno ai barbecue organizzati nella base siciliana. Desiree Ferlito. La base americana di Sigonella celebra una delle ricorrenze più sentite negli Stati Uniti, la festa dell'indipendenza con l'attesissimo Red, White and Boom. Per l'occasione il cuore pulsante USA in Europa si anima con una giornata ricca di divertimento, sapori e intrattenimento. Adesso una pausa e poi parleremo di calciomercato. Eccoci al Calcio Palermo, calciomercato. Si avvicina Salvatore Elia, mancano solo i dettagli per il trasferimento del laterale. Prossima settimana sarà decisiva. Marco Gullà. Ormai tutto fatto, Salvatore Elia si avvicina al Palermo. L'esterno infatti ha scelto il rosanero e il Palermo, spinto dalla volontà di Filippo Inzaghi, ha deciso di puntare forte su di lui. La trattativa è ben avviata, ma restano ancora alcuni dettagli da sistemare prima della fumata bianca. Lo Spezia chiede circa 2 milioni di euro, bonus inclusi, ma la cifra potrebbe essere limata. Il contratto con il Palermo è già pronto, un triennale che garantirà a Elia un aumento di circa 250.000 euro a stagione rispetto all'ingaggio che invece percepiva in Liguria. Il Venezia ha provato a inserirsi all'ultimo, ma il calciatore non ha avuto dubbi. Il richiamo della Sicilia è stato più forte di tutto. Capitolo portieri, l'obiettivo primario del Palermo resta Emil Laudero, che la società vorrebbe riportare in rosanero dopo l'esperienza positiva della scorsa stagione. Tuttavia la trattativa si presenta tutt'altro che semplice. Il Como non ha intenzione di svendere il giocatore e non è disposto a fare sconti, mentre lo stipendio percepito da Laudero è da calciatore di Serie A. E allora la soluzione potrebbe essere in casa, con Gomis che sarà valutato in ritiro assieme a De Planche. E il Catania, dopo la scelta di Inglese, che come sappiamo andrà con la Salernitana, deve ricostruire l'attacco. In difesa in arrivo c'è Pieraccini. La prossima settimana sarà lanciata la campagna abbonamenti. Marco Carli. Catania è il day after dell'addio di Inglese, con le inevitabili polemiche nei confronti della società in primis, ma anche per alcuni per la scelta del giocatore. Sta di fatto che Inglese adesso è alla Salernitana dell'ex DS Faggiano, che in attacco ha preso anche Ferrari. Confronto al momento impari con un reparto avanzato rossazzurro da ricostruire. I tifosi, orfani del bomber dell'ultima stagione, sono inevitabilmente delusi. La società attende. L'investimento che sarebbe servito per Inglese sarà dirottato ovviamente su altri. Di certo servono almeno 2 punti di livello e una valida alternativa. La domanda è perché non si è provato prima a mantenere in organico l'ex numero 9 durante la stagione. L'ultimo infortunio evidentemente ha fatto venire dei dubbi, svaniti poi con la formulazione della nuova proposta, rivista e corretta al rialzo in seguito. Il finale è stato scritto e il Catania adesso, in vista del ritiro e con le rassicurazioni date a Toscano, deve dare seguito alla volontà di regalargli una rosa all'altezza, con innesti che per l'11 titolare adesso aumentano di numero, anche nel caso in cui Anastasio dovesse, come appare probabile, lasciare la squadra. Molto vicino Pieraccini per la difesa, arriverà con la formula del prestito con diritto di riscatto per gli etnei. Maffei per Alta verso il Trento, la prossima settimana sarebbe previsto il lancio della campagna abbonamenti. Già lanciata invece dal Trapani, il club del presidente Antonini, come sempre è successo nelle varie finestre di mercato, è iperattivo. Dall'apertura ufficiale delle operazioni si succedono 2 o 3 colpi al giorno. La Sorsa, Pedrini e Giron sono gli ultimi, ma ne arriveranno altri. Sondato Battistini del Lecco. Ritmi più compassati, come ovvio che sia, in casa della matricola Siracusa, che con il presidente Ricci e il mister Turati vuole dare seguito al progetto. Il nuovo DS Laneri darà a breve l'impulso al mercato, ipotesi possibile, giovani di valore in avvio e qualche colpo nella parte finale del mercato. È tutto per questa edizione di Sicilia 24. Grazie per averci seguito. Buon pomeriggio.